ricorsi per la Pedemontana Veneta, il TAR dichiara inammissibili 2 ricorsi contro l'opera, esulta la Regione, il commissario Corsini, certificata la correttezza dell'operazione. A poco più di un mese dall'agguato a Roma, il videomessaggio del primo giorno di riabilitazione in vasca per il nuotatore di Morgano rimasto paralizzato alle gambe. Dibattito aperto in tutta la Marca dopo il sì della Camera alla riforma della legittima difesa, a Montebelluna bufera per il posto di una ex assessora del PD. L'auto nel cortile e il bimbo travolto a Fregona, condizioni in miglioramento ma attesa per gli aggiornamenti dall'ospedale, ieri il piccolo sottoposto a 9 ore di intervento. Rom e Sinti in piazza contro le discriminazioni e il rischio di sgomberi indiscriminati questa mattina a Treviso, con un botta e risposta a distanza tra i loro rappresentanti e il sindaco Conte. I carabinieri di Treviso hanno arrestato per furto aggravato una giovane nomade sorpresa a rubare in un supermercato, con lei anche una bambina di 11 anni. La storia raccontata ai nostri microfoni di una nonna e un papà che stanno lottando per rivedere il figlio di 4 anni portato in Polonia dalla mamma. Non è un caso isolato, saranno leggi più severe, dicono dal movimento Mantenimento Genitoriale. Mentre continuano le indagini per identificare i vandali che hanno imbrattato Porta San Tommaso a Treviso, il monumento è stato ripulito, intanto in arrivo una task force contro i vandalismi in centro città. Questi i titoli dell'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la sentenza del TAR in merito alla Pedemontana Veneta, TAR che ha dichiarato inammissibili i 2 ricorsi presentati contro l'opera, una sentenza che fa esultare la Regione, mentre il commissario Corsini dice è stata certificata la correttezza di tutta l'operazione. Il rischio contenzioso in Italia è un fattore sempre presente nella patologia degli appalti pubblici. Siamo contenti perché abbiamo detto sin dall'inizio che stavamo facendo bene e adesso il primo grado del TAR ce lo conferma in maniera molto chiara, netta, esaustiva, completa. La soddisfazione del commissario regionale per la Pedemontana, nonché vice avvocato generale dello Stato Marco Corsini, rimbalza da Venezia a Roma, dove il governatore Luca Zaia è impegnato sul fronte autonomia ma fa in tempo a commentare. Il TAR riconosce la pulizia e correttezza assoluta dei procedimenti che abbiamo adottato. Sul piatto c'è una sentenza di peso, quella con la quale il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibili 2 ricorsi contro la Regione sulla Pedemontana, proposti da Salini in Pregilo, con l'intervento ad adiuvandum di Codacons e di alcuni privati. La sentenza dice quello che noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio, e cioè che l'intervento della Regione per rimettere in pista la finanza di progetto per la Pedemontana Veneta era corretto, giusto e virtuoso, che non c'erano le condizioni per dover sciogliere la concessione, che il rischio del traffico non è stato affatto spostato sul concedente pubblico ma era in capo alla Regione sin dall'inizio. Nel mirino dei ricorrenti c'era soprattutto la legittimità del cosiddetto terzo atto convenzionale, grazie al quale sono ripresi i lavori della Pedemontana. Viene anche affermato che la modifica alla convenzione attuata dalla Regione per rimettere in pista la strada, la realizzazione dell'infrastruttura, è legittima, ammissibile, sostanziosa ma non sostanziale e comunque perfettamente corretta. Lo spettro di un contenzioso giudiziario che rallentasse i lavori era concreto ma viene al momento accantonato, mentre lo stesso commissario annuncia il superamento del 60% dei lavori del cronoprogramma nei cantieri. Il cruccio però resta sul paradosso dei famigerati software dei pedaggi che stanno bloccando da mesi l'apertura del primo tratto, quello vicentino. Un accordo tra privati, il concessionario e il sistema informativo AISCAT che ancora manca, laddove non arrivano i ricorsi è la burocrazia a frenare per ora l'opera. È una questione tra privati che stanno trattando. Per quanto ci riguarda il tratto di strada è pronto, agibile e attende solo di essere percorso per dimostrare a tutti quanti che i lavori stanno procedendo bene. Ci piacerebbe aprirlo al traffico per dimostrarlo coram populo contro tutti gli scetticismi, però non dipende da noi. La parte che dovevamo fare noi, cioè di far fare i lavori per bene secondo i tempi, la parte che dipendeva da noi è fatta. E la notizia della sentenza del TAR, il governatore Zaia l'ha presa a Roma, dove oggi insieme al collega della Lombardia, Fontana, ha incontrato il ministro Erika Stefani sul tema dell'autonomia. Si va avanti, dice Zaia, che ha anche incrociato il presidente della campagna Vincenzo De Luca, da settimane all'attacco sulla cosiddetta secessione dei ricchi, ma tra i due ci sono stati sorrisi. Allora sentiamo le parole del governatore Zaia all'uscita dal faccia a faccia.
l'abbiamo anche incontrato prima simpaticamente il collega De Luca, non è questa la preoccupazione, questo rischia di essere un alibi per chi comunque ne vuole affrontare il cambiamento, ma la modernità va verso guarda ai paesi federali con l'autonomia, il centralismo invece vuol dire essere conservatori, ma so che De Luca capisce questi temi. Io penso che ci possono essere due vie, o si presenta una preintesa in Parlamento e si raccolgono tutte le osservazioni, dopodiché quelle che sono accoglibili diventano parte integrante dell'intesa finale, che poi firmeremo e verrà approvata con un sì o con no dal Parlamento, oppure anche è un'altra via che è quella di definire un perimetro di indicazioni generali da seguire, quindi il Parlamento potrebbe dare la cornice all'interno della quale poi l'intesa deve essere scritta, ma l'intesa c'è già. Ma pensare che poi la bozza finale sia emendabile vuol dire far fare il contratto a un terzo e i contraenti del contratto dovrebbero firmare un testo fatto da altri. La trovo abbastanza atipica e irrituale questa condizione. Parliamo adesso di legittima difesa, partendo da un post che sta suscitando molte reazioni e polemiche, quello pubblicato su Facebook e rimosso poco dopo da Tiziana Favero, nota esponente politica del centro-sinistra Montebelluna, già assessore nella giunta dell'allora sindaco Laura Puppato, nonché candidata sindaco, che rivolgendosi ai leghisti che hanno da sempre sostenuto la riforma sulla legittima difesa ha detto: "Mo rischiate pure che vi sparo a vista, ve la siete cercata". Come detto, si è sollevato un polverone di polemiche con il parlamentare leghista Dimitri Coin, che parla di minacce alla Lega da parte, scrive su Facebook, di una persona esempio di educazione della sinistra, mentre altri esponenti del Carroccio annunciano già querela. La Favero ha rimosso appunto il post, difendendosi e dicendo si è trattato ovviamente di una battuta. Interviene anche il vice premier Matteo Salvini, che dice: già, i democratici stanno a sinistra e Salvini semina odio, amici, vuol dire che siamo sulla strada giusta. E appunto la nuova riforma sulla legittima difesa divide i cittadini e le forze politiche, anche se per la grande maggioranza degli interpellati era necessario adeguarla alle nuove forme di microcriminalità. Penso che sia una cosa assolutamente giusta, perché almeno secondo me il luogo più sicuro dovrebbe essere innanzitutto il nucleo familiare, cioè la casa, l'appartamento dove vivi. Qualcosa dovevamo fare, perché così non si poteva andare avanti, perché questa gente che si trova le persone dentro a casa e non possono difendersi, bisognava fare qualcosa, e sono contento di quello che hanno fatto. Legittima difesa per la stragrande maggioranza dei trevigiani. La riforma della legge già approvata alla Camera era un passaggio ormai obbligato, ma c'è anche chi tra i cittadini dà al provvedimento una connotazione politica negativa. Un certo ministro che vuole armare i cittadini così, i più ingenui, e metterli solo a rischio e pericolo. È una cosa indegna. Carla De Conti, l'ex tabaccaia di San Fior, rapinata ben 8 volte, è parzialmente soddisfatta. Significa agire, è un passo avanti, una legge che secondo me tutela le persone oneste, tutela i cittadini. Era ora che arrivasse, perché c'è già troppa gente che ha subito, ci sono già state troppe persone incriminate, persone che hanno subito processi, persone che addirittura sono in carcere. Negli ultimi 15 anni è cambiato tutto, da quando poi sono entrati gli stessi Balcani, da lì è arrivata una cultura diversa, anche del furto. I nostri vecchi andavano a rubare le mele, anche se erano più forti del padrone, quando arrivava il padrone scappavano, si facevano picchiare, perciò è cambiato tutto. Ma da sinistra c'è chi prospetta invece una deriva pericolosa. Il rischio è quello che noi abbiamo ancora meno sicurezza e abbiamo uno Stato che non riesce a tutelarci, perché se parallelamente noi armiamo i cittadini che non hanno mai preso un'arma in mano e però al contempo non garantiamo degli investimenti seri in questo Paese sulle forze dell'ordine, il problema rimane tale e quale. Parliamo adesso di Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore trevigiano rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola sparato a Roma da 2 giovani. Ebbene, in un videomessaggio il suo ritorno in vasca per il primo giorno di riabilitazione. Le immagini e le parole nel prossimo video. Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi, un'emozione bellissima.
e oggi inizia la mia riabilitazione qui in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto. La cronaca per tornare a parlare del grave incidente accaduto ieri mattina a Fregona, dove un'auto condotta da un anziano colto da malore è uscita di strada finendo nel giardino di un'abitazione dove in quel momento stava giocando il figlio dei proprietari, un bambino di 10 anni rimasto schiacciato tra la vettura e un altro mezzo parcheggiato. Il piccolo è stato giudicato fuori pericolo, ma resta comunque in prognosi riservata per le varie ferite riportate. Ieri il piccolo era stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico durato 9 ore. Rom e Sinti in piazza contro le discriminazioni e il rischio di sgomberi indiscriminati questa mattina a Treviso, con un botta e risposta a distanza tra i loro rappresentanti e il sindaco Mario Conte. E evidentemente non conoscono il significato della parola razzismo, e se si sentono perseguitati e soprattutto se pensano che io sia un razzista possono tranquillamente andare a trovare ospitalità in altre città. Risponde così il sindaco di Treviso Conte alle accuse di razzismo e discriminazione lanciati dai rappresentanti delle comunità Rom e Sinti, dopo che Casugan ha annunciato una stretta sulla presenza in città di individui che non abbiano i requisiti per rimanerci. I rappresentanti delle due comunità sono scesi in piazza in mattinata per denunciare il rischio di sgomberi nei comuni di Vedelago, Trevignano e dopo l'estate anche Cessalto, ma anche il clima generale di ostilità. Noi siamo tutti cittadini censiti, italiani, Sinti, Rom, e lui non può fare queste dichiarazioni perché istiga all'odio razziale. In un clima pesantissimo che c'è in Italia, con Salvini a Roma che sta mandando l'esercito, la brigata Sassari contro le donne e i bambini a Roma, l'Italia sta perdendo la testa, sta perdendo la dignità, il razzismo è diffuso ovunque e un sindaco di Treviso che alimenta il razzismo invece di accogliere è una vergogna. Se leggiamo i giornali, per assurdo, sembra che siano quelli che fanno tutti i reati di sto mondo, invece sono 2 o 3. C'è preoccupazione del populismo che stanno facendo piazza pulita di certi tipi di etnie. Motivo non si sa, cioè loro vorrebbero pulire il paese, ma da cosa? Dai Rom e Sinti che sono 100.000 persone. Su Treviso il sindaco garantisce che non verranno presi provvedimenti indiscriminati. Io non credo che debbano preoccuparsi nel momento in cui rispettano le leggi, quindi anche dal punto di vista del comune di Treviso noi tratteremo i Rom e i Sinti esattamente alla pari degli altri italiani, consapevoli però che in molte circostanze che hanno visto delle situazioni problematiche i protagonisti erano proprio i Sinti e i Rom, quindi quando io parlo di aumentare i controlli, parlo di aumentare i controlli nelle situazioni problematiche. Se poi in quelle situazioni corrisponderà la presenza dei Sinti e Rom non è di certo imputabile al sindaco. I carabinieri di Treviso hanno arrestato per furto aggravato una giovane sorpresa a rubare in un supermercato, con lei anche una bambina di 11 anni. Si è reintrodotta all'interno del supermercato Famiglia di Villorba ieri sera intorno alle 18:30, poi tra gli scaffali, dopo aver manomesso i congegni antitaccheggio, aveva preso alcuni capi d'abbigliamento e prodotti per l'igiene personale per un valore complessivo di 320 euro. Ma la donna, una nomade 25enne di origini rumene e senza fissa dimora, con precedenti specifici, è stata arrestata dai carabinieri di Treviso per furto aggravato. La giovane al momento del colpo era insieme ad una bambina di 11 anni che aveva detto essere sua figlia, ora affidata da alcuni familiari. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata al proprietario. Stamani la 25enne è stata condannata a 4 mesi con pena sospesa. Ha suscitato molte reazioni la storia raccontata ai nostri microfoni di una nonna e un papà che stanno lottando per rivedere il figlio portato in Polonia dalla mamma. Non è un caso isolato, servono leggi più severe, dicono dal movimento Mantenimento Genitoriale. Lui non ce la fa neanche di andarlo a trovare e poi lasciarlo, perché il distacco è così, lo distrugge proprio, che preferisce non andare,
Tant'è vero che abbiamo anche litigato per questo, perché dico devi sopportare questo dolore. Dice mamma è talmente grande, lui mi dice è mio figlio e poi tuo nipote. Io ho doppio dolore, quello di mio figlio e anche quello di mio nipote. Un dolore insopportabile, quello di Yolanda Zerella e del figlio. Insieme stanno lottando per poter rivedere il nipote di 4 anni portato dalla madre nel suo paese, la Polonia, senza il consenso del padre. Una sofferenza che accomuna molti genitori, racconta Diego Tiveron del movimento Mantenimento Genitoriale, che si batte per l'uguaglianza di mamma e papà in caso di separazione. Straziante, direi che molti papà hanno problemi poi psicologici perché non sono più in grado di sentirsi padri realmente. Nella vicenda raccontata ai nostri microfoni, la battaglia di un padre per poter vedere il figlio, come tra l'altro previsto dopo la separazione dal Tribunale di Venezia, che aveva affidato congiuntamente il bimbo ai genitori 3 giorni a testa alla settimana, decisione confermata anche da un giudice polacco. Ma dallo scorso 20 aprile il papà può vederlo solo in Polonia, dove lo ha portato a vivere la madre. Ci sono matrimoni misti adesso, ma fate qualcosa per questi bambini. È importante. Anche per il movimento Mantenimento Genitoriale, che sostiene il decreto Pillon, che regola le norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, è importante che il legislatore intervenga nell'interesse soprattutto dei bambini. Sono sì convinto che la mediazione e l'accordo tra i genitori sia fondamentale, però nel caso non c'è, è giusto che ci sia una legge severa che sanzioni chi dei 2 genitori commette il reato. Un genitore, che sia la mamma o il papà, perché succede in tutti e entrambi i casi, che porta via il bambino all'altro genitore, nuoce sì al genitore stesso, però è il bambino che ne soffre. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di reddito di cittadinanza. Anche oggi nel secondo giorno nessun problema ai CAF della Marca per la presentazione delle domande, ma la CGIL lancia un allarme per quello che potrebbe accadere nella seconda fase. Secondo giorno per presentare le domande per il reddito di cittadinanza. Anche oggi, come già accaduto ieri, ai CAF della Marca si è registrato un flusso continuo di persone, senza però code o disagi. Puoi per gli abbassare utenti. un po' l'audio? Nella prima giornata sono stati all'incirca 300 gli appuntamenti fissati nei centri di assistenza fiscale della provincia, numero che, stando alle previsioni, dovrebbe essere replicato anche in questa seconda giornata. Dunque nessuna ressa agli sportelli, comunque pronti a far fronte ad un afflusso superiore al solito. Ma la CGIL si dice preoccupata non tanto per il lavoro dei CAF preparati a fare quanto richiesto, specificano da Via Dandolo, quanto piuttosto per quello che accadrà in un secondo momento dopo la presentazione delle domande. Che riguarda l'INPS, e noi sappiamo le difficoltà a livello provinciale che l'INPS ha sotto il profilo dell'organico, perché è un lavoro in più che devono fare i soggetti che attualmente lavorano all'interno dell'INPS. Ci preoccupa anche tutta la parte delle politiche attive, che è la parte per certi versi più importante, perché noi vorremmo che questi soggetti fossero aiutati sotto il profilo occupazionale, trovando velocemente un posto di lavoro e inserendosi in percorsi di inclusione. Ma c'è un altro fattore, secondo la CGIL, da non sottovalutare. Noi stiamo organizzando la nostra risposta di fronte a un decreto legge che non è stato ancora convertito, e quindi ci stiamo muovendo sopra un campo, sopra un terreno che si sta modificando nel tempo, che potenzialmente si potrà modificare. Critica nei confronti del reddito di cittadinanza la Confartigianato. Bisogna incentivare la cultura del lavoro, non quella dell'assistenzialismo. Secondo, bisogna anche capire che non si possono continuamente fare misure che creino debito strutturale in questo Paese. Devono essere spese delle risorse per ammodernare il Paese, per fare degli investimenti infrastrutturali, per dare competitività al sistema delle imprese e creare posti di lavoro. Confartigianato che critica anche il mancato coinvolgimento dei comuni. E sanno gli effettivi bisogni di quelle persone che sicuramente anche con questa misura magari rimangono a margine e quindi non vengono toccate. Si corre il rischio di non andare a intercettare la povertà vera. Intanto botta e risposta tra Regioni e Ministero del Lavoro, con le prime che dicono non è arrivato alcun documento su cui dare il parere, aspettiamo di conoscere quali saranno le determinazioni del governo. C'era durante l'ultima trattativa anche incertezza sul numero dei navigator. Oggi nel corso della conferenza unificata chiederemo il rinvio del parere sul reddito di cittadinanza.
Pronta la replica del Ministero, smentiamo le dichiarazioni delle regioni che affermano di non aver ricevuto una proposta relativa all'emendamento. Scintille tra l'assessore all'ambiente Manera e l'ex vice sindaco Grigoletto sul numero di sanzioni elevate dal Comune per violazione dell'ordinanza antismog, termometro dei controlli effettuati. L'accusa era quella di non aver svolto i necessari controlli affinché l'ordinanza antismog venisse rispettata, con tanto di richiesta di accesso agli atti per scoprire il numero di sanzioni elevate dalla polizia locale presentate dal consigliere del PD ed ex assessore anche all'ambiente per un periodo Roberto Grigoletto, che sui social aveva aggiunto: adesso vedremo se qualche assessore continuerà a fare lo spiritoso e il gradasso. Destinatario di quelle parole l'attuale assessore Alessandro Manera, che i numeri è andato a vederseli e ora rimbecca Grigoletto. È emerso che siamo stati anche più restrittivi di chi ci ha preceduto e che magari doveva imparare prima di dare lezioni a saper leggere un pochettino questi numeri. A minore inquinamento noi abbiamo fatto più sanzioni, che non è sicuramente un dato positivo perché vuol dire che qualcuno ha dovuto pagare delle multe, ma questo vuol dire un elevato numero di controlli proporzionalmente. Ci sono state annate precedenti a noi in cui fissando un tempo uguale sono state fatte 3-7 multe l'anno per ordinanza antismog, quindi bisognerebbe chiedere a chi ha fatto questa eccezione, che ha proposto di portarci in tribunale, di saper leggere meglio i numeri. Come sottolinea Manera, nel secondo inverno di amministrazione Manildo, con 69 giorni di sforamenti e dunque una situazione di smog molto pesante, le multe erano state solo 3. Tra il 2016 e il 2017, tra il 2017 e il 2018 appena 7. Da ottobre a oggi, a fronte di 59 giorni di sforamento, sono 40. I controlli ci sono stati, sembra dire questo numero. Dice che il Comune ha vigilato al meglio di quello che può fare con le proprie forze e chiaramente sempre tenendo conto che l'ordinanza prevede delle possibilità di deroga su determinate situazioni che vedo che i cittadini stanno applicando molto bene. E arriva la controreplica dell'ex vice sindaco Grigoletto, che annuncia che stanno predisponendo un ricorso alla Commissione europea per la violazione della direttiva. Invece di infastidirsi per le richieste legittime di un consigliere di opposizione preoccupato per l'avvelenamento da polveri sottili e giocare a cambiare discorso, dovrebbero farsi spiegare che non si possono paragonare mele con pere, dice Grigoletto, che spiega poi il confronto che fanno tra le multe loro e le nostre non regge perché quest'anno è cambiata la normativa, quindi è evidente, conclude Grigoletto, che molte più sanzioni avrebbero dovuto elevarle. Continuano intanto le indagini della polizia locale per identificare i vandali che hanno imbrattato qualche giorno fa a Porta San Tommaso in centro a Treviso. Il monumento è stato ripulito, intanto in arrivo una task force contro i vandalismi in centro storico. A 24 ore dall'atto vandalico che ha interessato una colonna di Porta San Tommaso imbrattata con lo spray rosso nella notte tra lunedì e martedì, il monumento è stato ripulito ed è tornato come prima. Ma la polizia non cancella quanto accaduto ad uno degli accessi della città, l'ultimo di una serie di episodi avvenuti in centro storico come le sedie, i bidoni gettati in acqua, i buranelli e in pescheria. Una situazione che ha spinto il sindaco Mario Conte e il comandante della polizia locale Andrea Gallo a prendere una decisione. Abbiamo appunto programmato dei controlli con agenti in borghese. Sappiamo che questi fenomeni si svolgono soprattutto, avvengono durante le ore notturne, quando ci sono poche pattuglie che girano, quando non c'è nessuno che può in qualche modo denunciare questi atti di vandalismo, e quindi stiamo organizzando dei servizi ad hoc, almeno 2 pattuglie in borghese gireranno per tutta la città. Attenzionati saranno i luoghi già colpiti dai vandali e in generale tutto il centro storico. Luoghi dove c'è meno presenza di videosorveglianza, quindi dove l'occhio elettronico non può arrivare, per cui saranno attenzionati questi luoghi del centro in modo particolare, ma verrà esteso il servizio anche nella prima periferia. Intanto proseguono le indagini della polizia locale per identificare i responsabili del vandalismo a Porta San Tommaso. Controllando le immagini di videosorveglianza che sono sulla zona e anche acquisendo quelle che sono le immagini di videosorveglianza dei privati. Lavori pubblici a Treviso, in mattinata sopralluogo di sindaco e assessore di reparto nei cantieri in corso, e a breve al via anche l'intervento previsto in piazza Trentina.
Dopo via Manin, piazza Trentina e via Filippini. Tra 10 giorni, lunedì 18 marzo, partiranno i lavori di rifacimento di rete dell'acquedotto e pavimentazione in porfido. La notizia a margine del sopralluogo effettuato dal sindaco Mario Conte e dall'assessore di reparto Sandro Zampese ai cantieri di una serie di interventi che il comune sta eseguendo principalmente nei quartieri. Messa in sicurezza dei percorsi casa scuola, Sant'Angelo, via Lancieri da Novare e via Vicinale delle Corti, ma anche dell'incrocio tra viale della Repubblica e via San Pelaio e tra via Ronchese e via Santa Bonanuova. Quanto all'intervento in piazza Trentin, verranno predisposte le necessarie chiusure. Con chiusure stradali, però lavoreremo prima in via Filippini. In via Filippini abbiamo già fatto con uno studio con la polizia locale, dove invertiremo il senso di marcia di via Dotti e via Cortese, in modo che le attività commerciali non potranno soffrire di questo intervento. Con gli interventi che in questi giorni abbiamo realizzato, in realtà abbiamo dato proprio delle risposte concrete alle istanze dei quartieri e dei cittadini, quindi un ottimo lavoro e soprattutto tante messe in sicurezza in corrispondenza delle scuole, che sono per noi dei punti molto sensibili. Siamo in chiusura, alcuni appuntamenti con la programmazione di Antenna 3, il prossimo sarà un weekend speciale, sabato sera alle 21:15 proporremo infatti per intero la sfida che valsa la vittoria della Coppa Italia alla Treviso Basket, poi a grande richiesta è considerato il successo della diretta di Antenna 3 da Conegliano, domenica sera sempre dalle 21:15 trasmetteremo nuovamente la sfilata dei carri al Carnevale di Marca. Questa sera torna invece puntuale 20:10, ospite in studio Alessandro Naccarato del Partito Democratico. È davvero tutto, come sempre vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Tempo in prevalenza buono sul Triveneto, ma permane una certa instabilità su alcuni settori. Vediamo in quali. Sul Veneto tornerà ad essere per lo più soleggiato ovunque, il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Più nubi, specie dal pomeriggio sul Bellunese, dove sarà anche possibile qualche debole piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime primaverili tra 11 e 18 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalgono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo per una maggiore nuvolosità sui settori alpini, dove non si esclude anche qualche precipitazione, ma in esaurimento col passare delle ore. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Saranno possibili locali foschie mattutine sulle vallate meridionali, ma in rapido dissolvimento. Più soleggiato invece sui restanti settori, ma con qualche nevicata sui confini alpini, tuttavia a quote medio-alte. Temperature minime sui 6 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.